Stop ai diktat dei colonnelli, niente più direttive delle segreterie. Dopo la bufera giudiziaria che si è battuta su via Bellerio, la Lega riparte dal basso. La spinta al cambiamento arriva dalla Marca. 9 i leghisti critici che si sono seduti attorno ad un tavolo per scrivere i canoni del nuovo codice etico. Vittorio Veneto, Montebelluna, Castelfranco, i sindaci in trincea, insieme a Villorba, San Polo di Piave e Fonte, più altri 3 leghisti da Oderzo, Treviso e Volpago del Montello. A un mese dall'appello firmato da Beppi Covra e Marzio Favero arriva il testo definitivo, il manifesto della Lega che verrà, 18 tesi per restituire ai militanti il ruolo di motore delle idee leghiste, una riforma che ha già ricevuto l'ok di Roberto Maroni. Eravamo in contatto telefonico con Maroni, ci siamo sentiti proprio sui punti del nostro documento, li ha condivisi tutti. L'obiettivo sarà quello di arrivare al 50% dei voti al nord, ripartendo dalla nuova generazione degli amministratori. Vogliamo ripartire dai sindaci, che sono è la truppa scelta praticamente, quelli che sono in trincea tutti i giorni, che affrontano i problemi reali della gente, a contatto con i cittadini. Quindi basta con la Lega degli slogan, ora sul piatto ci sono la crisi economica e i problemi del lavoro. Serve un cambio di registro linguistico. Alcune affermazioni di carattere xenofobo, di chiusura localista o di eccessivo tradizionalismo non ci hanno giovato. E dopo la pulizia tanto invocata dai militanti leghisti, i nuovi candidati verranno scelti in base al merito e alla competenza. Per fare politica bisogna avere un lavoro proprio. Un lavoro proprio vuol dire avere la serenità di fare le scelte giuste nella politica e quindi non essere condizionati dalle scadenze elettorali.